Un istante e si compie l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. La moto urta l'auto che la precede, il Centauro viene sbalzato e finisce nel fossato. Nulla da fare per il motociclista. Lungo via Valcavasia a Pederobba perde la vita Ubaldo Baldo, 65 anni. A dare l'allarme alcuni automobilisti che assistono al dramma. Sì, ero sul furgone e ho visto solo volare l'uomo e basta. Finire nel fossato. Sì, esatto, basta. Ha fatto un volo Sì, il volo adesso non so quanti metri ha fatto, però ha fatto un bel volo. Sì, e c'era la macchina, la Panda qui era davanti. ferma in mezzo alla strada che doveva girare, dopo non so, non ho visto tutto quanto la dinamica. Davanti ai loro occhi lo strazio di un'altra vittima. Sul posto accorrono i familiari. Le urla della moglie. Arriva il sindaco Marco Turato che conosce il 65enne. Famiglia conosciuta in paese, stimata, apprezzata, umile e mi stringe il cuore vedere una vittima così sulla strada. Mi dispiace, un forte abbraccio a tutta la famiglia, soprattutto ai figli. L'amministrazione è vicina a loro in questo momento così tragico per loro. Stava rientrando dal lavoro. Si stava rientrando dal lavoro, purtroppo questa mattina avrebbe dovuto essere anche in un altro posto, tra l'altro mi diceva la moglie, per cui anche la fatalità ha giocato un brutto scherzo. Una tragica fatalità. Secondo i primi accertamenti, il 65enne, originario di Cavaso del Tomba, ma da anni residente a Pederobba, stava percorrendo la strada, un lungo rettilineo, davanti una Panda che all'altezza dell'incrocio con Via dei Castelli sembra avesse iniziato una manovra per svoltare. Un attimo la due ruote tocca l'auto e finisce fuori strada. Per il 65enne nulla da fare, soccorso anche il conducente della vettura trasportato dal suo M118 in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I due mezzi coinvolti nell'incidente sono stati messi sotto sequestro. Una strada pericolosa questa dove corrono, si lamentano alcuni cittadini, lo conferma anche il sindaco. È una pista di decollo questa strada qua ed è pericoloso non solo in questo punto ma in tutto il percorso dell'SP26. Sia per la velocità dei mezzi, per gli incroci e anche e soprattutto per gli animali selvatici che la attraversano di notte e che tante volte ha portato anche a tragedie simili. Gli automobilisti transitano, rallentano a lato, sul fossato la moto, poco distante, il corpo di Ubaldo Baldo. Gli occhi della gente si abbassano, un'altra vittima, un'altra famiglia piegata dal dolore, un'altra croce sulla strada.